Comune di Sassari al via anche per questa quarta edizione della Fiera Promo Autunno, un'occasione interessante per sottolineare intanto lo stato di salute delle nostre aziende e poi quello che c'è di buono in tutto il territorio regionale, aperto anche verso la penisola. Nicola Lucchi. Sicuramente un'ottima iniziativa. Un'iniziativa di promozione io ritengo efficace, in questo momento quasi tra virgolette isolata rispetto al panorama del nostro territorio, parlo del nord-ovest della Sardegna, quindi ritorniamo un po' a essere il centro di un'attività di promozione sotto l'aspetto delle attività produttive, della creatività eccetera. In questa fase ancora il Comune di Sassari, per quanto riguarda il settore delle attività produttive che in questo momento sto guidando, siamo in una fase di organizzazione delle strutture degli uffici, ma dal prossimo anno noi decolleremo e quindi accompagneremo questa, speriamo, la quinta edizione, anche soprattutto sotto l'aspetto non solo del coinvolgimento delle imprese, ma cerchiamo di sollevare l'asticella di quella che è l'offerta che può dare questo territorio, anche con l'innovazione tecnologica. Noi abbiamo istituito, il sindaco il professor Gian Vittorio Campos ha istituito il nuovo assessorato innovazione tecnologica, che ben si sposa con una parte del programma, del progetto che realizzano adesso in questi giorni, in queste 3 giornate, dedicata soprattutto alla sostenibilità e all'ambiente. Ma ancora di più noi abbiamo in mente, attraverso anche il nuovo assessorato a quello di innovazione tecnologica col professor Gabriele Murat dell'Università, responsabile dell'incubatore di imprese, vogliamo lanciare un progetto per far diventare l'innovazione tecnologica e quindi quella che è il futuro a portata di tutti, in primo luogo soprattutto a portata non solo dei cittadini alla vivibilità della città, ma anche di tutte le attività produttive. Si vince alle sue parole quindi una grande sinergia con quello che è la tecnologia legata a quello che però poi anche alla fine è la tradizione, perché avremo modo di visitare stand di artigiani, di persone che hanno i cosiddetti prodotti di nicchia che però poi alla fine vengono riconosciuti meglio fuori dai nostri confini piuttosto che non. La nostra attenzione è massima soprattutto nell'aspetto identitario della cultura sassarese e sarda, e a questo va legato ormai perché i sistemi di comunicazione e gli strumenti per poter far viaggiare la nostra identità ormai sono inevitabilmente legati alla tecnologia e soprattutto a un'organizzazione delle attività produttive, una razionalizzazione e la capacità di diventare dell'eccellenza per farsi riconoscere come delle eccellenze in tutto il territorio nazionale e non solo.